Don't leave me no more. Festa del cross doveva essere e festa del cross è stata. Un sole quasi primaverile dopo giornate di freddo, neve e pioggia ha accolto a Cartigliano i quasi 700 partecipanti all'atto conclusivo della stagione veneta sui prati. Sul percorso ricavato dall'Atletica Marostica Vimar, nell'area verde compresa fra la splendida Villa Morosini Cappello e il Corso del Brenta, erano in palio i titoli veneti individuali assoluti e giovanili, oltre agli allori assoluti di società, assegnati assieme ai punteggi delle gare di apertura di Galliera Veneta, Vittorio Veneto e Villorba. È stata la domenica dell'Atletica Vicentina, prima in entrambi i campionati regionali assoluti di club e salita sul gradino più alto del podio con Rebecca Lonedo, che ha dominato la gara femminile assoluta, precedendo Valentina Bernasconi e Laura Dalla Montà. Sono molto contenta della gara di oggi, ho un po' rischiato nella partenza, però alla fine è servito perché mi sono sentita bene, in forma e infatti è andata bene, sono contenta. È sempre guidato questa gara in solitaria? Sì, ormai sono abituata perché molto spesso mi trovo a fare le gare da sola, quindi non è stato un problema. In più il terreno era a mio favore perché io nel piano vado molto bene. Il titolo assoluto maschile è andato un po' a sorpresa al trevigiano Alberto Rec della Silca Ultralight, protagonista di una grande sfida con l'azzurrino Massimo Guerra, che ha fatto lungamente corsa di testa prima di arrendersi a Rec nell'ultimo chilometro di gara. Ho cercato di stare dietro finché potevo, poi l'ultimo giro ho cambiato. Mi dispiace un po' per averli fatto tirare la gara tutta, però non me la sentivo di provare a fare il mio ritmo da subito e magari forse avrei anche perso, chi lo sa. Comunque è una bella soddisfazione, non me l'aspettavo assolutamente perché sono in un periodo un po' di carico, ma sono veramente contento, sì. Buona sensazione. Una grande iniezione di fiducia, se non altro, per il prosieguo della stagione. Allora da qua in avanti che cosa ti aspetta? Da qua in avanti vorrei preparare i 10.000 in pista, che il mio obiettivo sono un po' quelli, la prima fase a fine aprile e poi a metà maggio i campionati italiani. E poi sempre pista, magari anche i campionati italiani nei 5.000 promesse e speriamo di fare i tempi che mi sono posto come obiettivo. Doppietta bellunese nella categoria juniores, dove Michael Sirbu del Quantin e Margherita Mescolotto della Firex Belluno hanno tenuto fede ai pronostici. La gara è stata veramente tosta oggi perché Onettoneta è ritornato in forma. Io sono appena ritornato dall'infortunio dopo la 5 Mulini. Ho avuto un infortunio, sono stato fermo più di una settimana e ho avuto davvero pochi giorni per allenarmi per questa gara e riuscire a vincere il titolo. Infatti ringrazio il mio allenatore che sa veramente fare il suo lavoro, il suo hobby e mi ha riportato in forma in pochissimo tempo. Adesso ho una settimana per puntare ai primi 3 a Gubbio. Sarà il suo hobby, però ti sta allenando alla grande. Parlaci un po' del tuo allenatore. Beh, il mio allenatore è un grande, è veramente un mio amico, Dennis Viele, è ancora qua con me che mi fa veramente da sostegno. Mi aiuta ogni volta che ho bisogno in gara, se non ci fosse lui e quando mi dice di partire veramente sarei perso perché mi dà una energia, non so come dire, mi conosce meglio di me quindi mi fido ciecamente di lui. Quando mi dice che devo partire parto al massimo e fino alla fine lo faccio per lui. La junior Mescolotto, dicevamo, si è imposta con grande distacco dopo una gara dominata dal primo all'ultimo metro. Sono contenta, mi sono confermata e devo dire che questo è un bel percorso, impegnativo perché c'erano moltissimi tornanti, il terreno un po' pesante, però siamo stati fortunati anche ad avere una bella giornata, quindi è stato, diciamo, a nostro favore il tempo e sono riuscita a correre bene, rilassata e ovviamente il mio obiettivo è Gubbio la prossima settimana e devo rimanere concentrata al massimo, devo essere al massimo della mia forma e questa è stata una prova, un allenamento per testarmi un po', per vedere a che punto fossi per la mia preparazione. Sono andati invece alla marca trevigiana i titoli della categoria allievi, merito di Nicolò Bedini dell'Atletica San Biagio e Margherita De Mattia dell'Atletica Mogliano. Anche nel loro caso successi tutto sommato attesi dopo una stagione ai vertici. Sentiamoli al traguardo. Sono molto contenta della gara. Il percorso devo dire che me lo aspettavo peggio perché dopo che è piovuto tutto ieri, l'altro ieri, insomma pensavo ci fosse più fango, però in realtà non era così e niente, sono molto contenta. A che cosa punti? Punto ai 3.000, però io in realtà stavo puntando sì i 3.000 ma con un tempo di magari 9 o addirittura sotto. Tanti mi dicono che è impossibile e a me piacciono le sfide impossibili, quindi
tenterò e vedremo come andrà. Ecco. Oltre ai titoli assoluti di società, l'Atletica Vicentina ha conquistato gli allori di categoria tra gli allievi e le allieve. Titoli regionali di club anche per l'Atletica Mogliano, l'Atletica Ponzano e l'Athletic Club Firex Belluno. Fra i cadetti, Thomas Deste ha confermato la supremazia stagionale, concludendo vittoriosamente tutte le prove del campionato regionale. È andata bene, ho fatto un po' fatica rispetto alle altre gare perché qui c'erano molti più tornanti e una salita finale che ci ha distrutto tutti. Questa stagione è andata bene, infatti i cross li ho vinti tutti e mi piacerebbe gareggiare e vincere anche quelle in pista magari. Tra le cadette, Sofia Tonon della Silca Ultralight si è imposta dopo una volata incerta sino all'ultimo metro su Agnese Carcano. Molto combattuta perché anche sono stata un po' male e ho fatto tanta fatica all'inizio perché non riuscivo a prendere il respiro, ma sono contenta perché essendo anche un anno più piccola sono riuscita a dare tutto quello che potevo. Io faccio triathlon, è una disciplina che comprende il nuoto, la bici e la corsa. Senti, e da adesso in avanti continui col triathlon oppure ti sbilanci sull'atletica? Faccio un po' metà e metà perché il triathlon è anche importante per me, però anche l'atletica, siccome avendo una possibilità in più, la tengo buona. A Francesco Micheletto della Due Torri Sporting Noale è andato il titolo regionale ragazzi, mentre fra le ragazze ha concluso prima Elisa Clementi. Non me l'aspettavo visto che all'inizio non stavo tanto bene, mentre ora sono riscaldata bene, quindi sono contenta. Com'è andata la tua stagione di cross? Bene, perché nelle gare di cross con la squadra sono arrivata in tutte e tre prima e anche in questa per individuale. Giornata baciata dal sole, come abbiamo visto, che ha permesso al comune di Cartigliano di mettere in bella mostra l'imponente Villa Cappello. Una giornata straordinaria dove le eccellenze dello sport regionale sono assieme, diciamo, anche all'ambiente e alla storia. Siamo onorati qui a Cartigliano di aver ospitato quest'anno il Cross dei Quattro Comuni, grandissima soddisfazione, dopo giornate di pioggia e di neve vedere uno splendido sole che bacia vuol dire proprio essere sì fortunati ma anche il giusto riconoscimento per il lavoro di tutti i volontari che hanno prodotto una giornata di sport straordinaria. Questa è una grande soddisfazione di vedere 4 comuni collaborare insieme per la buona riuscita di questa grande manifestazione. Archiviata la festa del cross, il testimone passa ora alla corsa in montagna con la prima edizione della Festa della Specialità, in programma a Enego il 25 aprile. E quest'estate in Veneto un altro appuntamento continentale di primissimo livello. L'Italia, il Veneto e in provincia di Venezia, Jesolo ospiterà il campionato Under 23 dei paesi del Mediterraneo, 28 paesi che si ritroveranno a Jesolo per disputare una delle manifestazioni credo più interessanti del pre-europei di Berlino. Un momento di grande atletica dunque che va ben oltre il panorama regionale. Il Veneto si conferma territorio dai grandi eventi.